Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, la cronaca in primo piano che ci porta a Verona ed esattamente a San Bonifacio, dove c'è stata una tragedia nella notte. Una persona è morta in via Villanova nei pressi di un distributore di benzina. In base a quanto riferito dai soccorritori del SUEM 118 si sarebbe trattato di un investimento che ha visto coinvolto un pedone colpito da un'auto e purtroppo deceduto sul colpo. Si tratta di un uomo di origini straniere. Il conducente dell'auto si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. L'episodio è avvenuto intorno alle 23:30 di questa notte di ieri sera. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Purtroppo nulla da fare per il pedone investito. Ed ora parliamo invece di sicurezza, parliamo di Treviso, parliamo della Marca e andiamo subito a Treviso, dove c'è stato un aspetto clamoroso nella vicenda dell'aggressione ai due controllori della MOM che si è registrata in zona stazione. L'autore della violenza è infatti lo stesso quindicenne accusato della rapina ai danni di un 17enne mercoledì sera in piazza Pio X e per questo tratto in arresto. L'aggressione è avvenuta mentre stava rientrando dall'udienza di convalida. Due fatti gravi in meno di 2 giorni. Per le forze dell'ordine è demotivante lavorare così, lo sfogo del sindaco Mario Conte. Fatemi portare la vicinanza mia personale, dell'ente che rappresento e di tutta la comunità ai due dipendenti della MOM che sono state vittime di un'aggressione semplicemente per aver svolto il loro lavoro di controllori. La cosa che rammarica è che l'autore di questa aggressione era stato fermato e denunciato 2 giorni prima per una situazione analoga, un furto legato a delle cuffiette dei cellulari. La conferma arriva direttamente dal primo cittadino. Il ragazzo accusato di aver rapinato un 17enne mercoledì sera in piazza Pio X, prendendolo per il bavero e derubandolo, è lo stesso che come una furia ha aggredito, inseguito e minacciato con un coltellino svizzero 2 controllori della MOM 36 ore dopo. Si tratta di un giovanissimo, poco più di 15 anni, italiano di seconda generazione. Stava rientrando proprio dall'udienza di convalida del fermo per la rapina quando in zona stazione a Treviso ha intercettato i 2 uomini, colpevoli ai suoi occhi di averlo fatto scendere dal bus in più occasioni perché trovato senza biglietto. 2 fatti gravi nell'arco di nemmeno 2 giorni. Capite che è demotivante continuare a lavorare così, perché le forze dell'ordine ce la stanno mettendo tutta, fermano le persone, vengono denunciate, identificate, ma poi non c'è mai un proseguio di quelli che sono, di quella che deve essere la certezza della pena. Chi compie un reato 2 giorni prima in Italia lo può compiere ancora 2 giorni dopo, perché si trova ancora nella situazione di libertà per poter continuare a commettere reati e ad aggredire persone. È una situazione limite. Mario Conte, che se da un lato conferma l'intenzione di installare un punto fisso della polizia locale in stazione, illuminato e videosorvegliato, dall'altro è reduce da un pomeriggio in centro accanto alle forze dell'ordine. Oggi stesso erano davvero tantissime, centinaia i ragazzi che sono venuti in città, sono stati accolti con forze dell'ordine, con il cane antidroga, molti sono stati respinti, altri sono stati segnalati, alcuni sono stati denunciati, però devo dire che il pomeriggio poi è trascorso tutto molto serenamente. E tra i lavoratori della MOM c'è una paura crescente, autisti e controllori sono costantemente esposti, il clima è cambiato, dicono i sindacati che chiedono squadre di almeno 4 uomini più un vigilante armato per salire sui pullman, e ci sono anche dei dettagli sull'aggressione. Il controllore è una figura professionale che purtroppo è molto esposta ad aggressioni, infatti noi chiederemo che le squadre non siano più di 2 e che comincino a diventare squadre di almeno 4-5 controllori e che siano affiancati ad una guardia giurata armata. È una richiesta precisa quella che arriva dalle RSU della MOM all'indomani dell'ennesima aggressione con protagonista un 15enne e vittime 2 controllori inseguiti e minacciati con un coltellino svizzero. Sandro Di Maria parla nella duplice veste di collega e rappresentante sindacale. Difficilmente i 2 uomini aggrediti all'ora di pranzo in zona stazione a Treviso dimenticheranno tanta violenza. Il 15enne li ha addirittura rincorsi. Uno è andato verso la sala del personale, l'altro collega è andato verso la sala controllo esercizio dove ci sono i responsabili, i coordinatori dell'esercizio e si sono tra virgolette salvati dall'aggressione del ragazzo.
Il ragazzo che poi ha sfogato la sua rabbia con un sasso. Sì, tra l'altro sì, ha spaccato un vetro, ha avuto un gesto molto violento. Una rabbia fuori controllo, cui si aggiunge anche l'atteggiamento del papà del ragazzo che interviene per prendere le sue difese. Il padre sì, è intervenuto, diciamo c'è una denuncia in corso, quindi non vorrei aggiungere altro, comunque sì, è intervenuto anche il padre. Sì, confermo. Un episodio estremo ma tutt'altro che isolato. Le stesse RSU chiedono il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale. L'aria a Treviso, come in altri luoghi della Marca, è cambiata. A volte nelle ore di pausa, camminando semplicemente vestiti in divisa, dobbiamo stare attenti sia all'autista che prende iniziativa nel controllo e verifica il titolo viaggi, sia al controllore. Cioè noi adesso, le dico sinceramente, che a volte abbiamo dei problemi anche a camminare per i fatti nostri nelle ore di pausa. Perché cosa succede? Cominciamo a essere guardati, storti, cioè cominciamo a essere affrontati, cioè, vedi la battutina, cioè, cercano di farti un po' saltare i nervi, tra virgolette. Ovviamente siamo adulti, non cadiamo in provocazioni, però sì, succede anche questo. E parliamo proprio di aggressioni, parliamo di minori al centro di reati, ma non solo, perché insomma parliamo anche di furti nella Marca e lo facciamo con Paolo Casagrande, segretario provinciale del SAPO di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. E grazie per essere qui. È un piacere. Purtroppo dobbiamo tornare a parlare di fatti che avvengono a Treviso, ma non solo, perché avvengono un po' in tutte le città. Parliamo della Marca perché siamo a Treviso, l'abbiamo visto addirittura un minore che, tornando dall'udienza di convalida, addirittura ha aggredito 2 autisti della MOM, una situazione che qualcuno dice forse sta sfuggendo di mano su questa vicenda dei minori. Partiamo proprio da questo. Allora, ci sono delle problematiche, questo l'abbiamo capito non solo qua a Treviso, ma in tutta quanta Italia, di questi minori, maggiorenni. Diciamo che c'è un po' di mancata educazione nei confronti di quelle che sono un po' le regole che la vita quotidiana richiede. Quindi noi come sindacato, come tutte le forze dell'ordine, chiediamo delle garanzie funzionali, o chiamiamole regole di ingaggio. Faccio un esempio molto banale: il codice della strada. Cioè il cittadino deve essere informato di quelle che sono le facoltà che ha la Polizia di Stato, le forze dell'ordine, carabinieri, polizia locale, tutti quelli appartenenti alle forze dell'ordine che aiutano a garantire quella sicurezza. Sono dei professionisti, ricordiamolo, e ogni professionista ha bisogno di una regola di ingaggio, chiamiamolo così, forse troppo militare, ma non vogliamo portare uno Stato militare in Italia, questo non serve. E il cittadino deve capire che se chiedo i documenti oppure deve essere controllato in un certo modo, o come succede nelle varie manifestazioni, disperdere la folla o comunque la manifestazione in un certo modo, ci sono alcune regole vecchissime, come parla il TULPS, però il cittadino non le sa e quindi qualche volta si sente più legittimato a contrastare quelle che sono le nostre richieste. Questo è il problema principale. Ecco, però ci sono anche purtroppo, e l'abbiamo visto, casi di, parliamo di minori, ma possiamo parlare anche di ladri arrestati e purtroppo, come ci dicevano molti sindaci, anche rivisti poi nei vari paesi, nei vari comuni, tranquillamente poche ore dopo. Una situazione che sta un po', da una parte si dice, insomma, sta un po' demotivando anche le forze dell'ordine, perché voi ci mettete l'impegno e poi li catturate, poi vanno fuori poco dopo. Insomma, è una situazione difficile da arginare questa. Le leggi sono chiare, quindi quando ci si trova davanti al giudice applica quello che è previsto. Noi scriviamo correttamente nella relazione fino all'arresto, tutto l'iter processuale è fatto sempre ad hoc. Gli avvocati è giusto che difendano chi deve essere difesi, i PM è giusto che attacchino chi devono attaccare. E tante volte è più dall'altra parte che vince, invece che lo Stato vince qualcun altro, ma le leggi sono chiare, scritte così. Si possono aumentare le pene, si possono aumentare le sanzioni amministrative e tutto quanto, però dobbiamo un po' mettere una marcia in più per far capire che se uno delinque deve rischiare di non delinquere più un domani. Noi abbiamo le nostre facoltà. Cosa manca, mi scusi, a questo punto? Perché dico, le leggi ci sono, eppure è una situazione che comincia a preoccupare non poco, ecco, questa. Prossimamente leggevo che il Ministro Nordio sta cercando di capire, oltre al decreto sicurezza, di poter confermare queste famose leggi che abbiamo, che è un librone grandissimo, ce ne sono tantissime dentro, negli anni sono state cambiate, però dobbiamo
le ripeto, convincere, rifaccio un discorso un po' di prima, il cittadino, comunque chi commette il reato, che c'è il rischio di arrivare un giorno alla casa circondariale e che può sicuramente fare un piccolo deterrente e aiutare a far capire. Non tutti lo capiscono, ma là poi è una questione di cultura. Tante volte l'italiano capisce, lo straniero capisce lo stesso, non facciamo tante differenze, però il problema è che dobbiamo forse, non dico spingere più, per far capire che se io applico la legge è quella, e qualche volta la legge è più incontro a qualcun altro che a noi. Ecco, i cittadini insomma, sembra una frase fatta, ma in realtà è quello che chiedono i cittadini, pene più certe. Cioè chi delinque deve essere punito, sì, perché se chi delinque viene preso e poi va fuori, non è più un deterrente. Insomma, abbiamo sentito cittadini che dicono che insomma, malviventi trovati faccia a faccia e dicono vabbè, tanto noi dopo usciamo. Sì. Sappiamo che è così, da anni che sappiamo che è così. Si è sempre fatto fatica a cambiarle, parliamo lo stesso della legittima difesa. Chi viene a casa mia deve sapere, tra virgolette, che non dico che devo affrontarlo per potermi tutelare, però le forze dell'ordine hanno i loro doveri da svolgere, quindi in qualche modo il cittadino deve sapere che quando chiama le forze dell'ordine, che viene a denunciare e che fa, si trova una soluzione. Non è immediata forse, perché arriviamo e loro scappano, ma come ha detto lei prima nel tempo, il 15enne della MOM è stato ripreso successivamente e si stava allontanando dal tribunale dopo che era stata segnalata la sua posizione sul territorio, e la legge ha funzionato. L'unione, la segnalazione, siamo sempre denunciate, è la cosa più importante. Facciamo il possibile per esserci, i numeri nostri non sono sempre altissimi, abbiamo un calo perché c'è l'età della pensione, ci sono altre attività, l'amministrazione pubblica richiede 1000 fattori, non è il singolo, adesso il problema è i ragazzi, l'intemperanza giovanile da curare, i furti negli anni, l'immigrazione, problematiche anche legate a cyberbullismo, internet, tante cose, quindi noi facciamo il massimo per esserci sempre, però chiediamo sempre anche al Dipartimento che i rinforzi debbano arrivare, perché negli anni, in 15 anni abbiamo perso circa 50 operatori, in tutte quante le fasce, questo parlo per tutta quanta la provincia di Treviso, e non avere la possibilità di mettere sul territorio altre 5 volanti, perché i turni sono ridotti e quindi la fatica è sempre di trovare, perché i servizi sono quelli, però ci sono le ferie, ci sono le malattie, ci sono altre attività, e quindi sul territorio la gente vuole vedere la gente in divisa e bisogna rinforzare quel tipo di attività. Facciamo anche i servizi in borghese, la gente non lo sa, ma lo facciamo successivamente, gli appostamenti ce ne sono tanti. Noi chiediamo sempre di poter continuare, di avere più forze. Ultimamente sono arrivate fresche nomine, quest'anno perderemo 30 pensionati, alcuni posti polfer della fuori comune sopravvivono 7-8 operatori, la polizia stradale ha i suoi compiti specifici, ma in alcune realtà dobbiamo demandare tra di noi forze dell'ordine per risolvere problemi di incidente come è successo a Verona, del pedone, quindi vogliamo essere sul territorio, ma dobbiamo essere di più, ecco, e non è facile. Fra l'altro, insomma, non è ancora stato ben definito, però c'è anche questa novità delle zone rosse nelle città, o comunque zone che dovrebbero essere maggiormente sorvegliate, dove si sono verificati vari episodi di aggressione o di furti o di rapine, perché insomma poi fra l'altro è aumentato questo fatto dei minori che insomma rapinano coetanei o addirittura insomma non hanno anche paura esatto, non hanno proprio paura di nulla. Certo. Ecco. Però bisogna sempre fare i conti con le forze che si hanno. Quelli siamo i numeri, mettiamo nel weekend, come è successo nel primo step che avete fatto vedere, ogni sabato siamo sempre presenti, saremo presenti in tutti i weekend finché c'è la necessità di dover sopperire a questa problematica. Logico che se io sono da una parte e il reato viene commesso da un'altra parte, comunque la delinquenza viene commessa da un'altra parte, non possiamo essere ovunque, non possiamo blindare una città, perché chi la vive normalmente, quotidianamente, dal negoziante a chi va a fare la passeggiata con la famiglia, deve viverla tranquillamente. Facciamo il massimo per essere presenti, diciamo, le norme ci sono,
c'è il DASP urbano, l'allontanamento per 48 ore di chi commette un tipo di reato, le molestie, c'è la possibilità se recidivo nel fatto, l'allontanamento dal territorio comunale, il divieto di ritorno, questo sia per i maggiorenni che i minorenni, perché il decreto Caivano l'ha inserito. Chi ne risponde nei minorenni dai 12 ai 14 anni sono i genitori. Noi speriamo che i genitori diano sempre quella continuità, quell'educazione che deve essere nel rispetto delle regole. Quindi se io devo andare in centro a fare 2 passi con la mia compagnia, lo faccio nel decoro di quello che è la vita anche degli altri, nel rispetto. C'è anche una sorta di, parlando proprio di rispetto per alcuni, perché lo diciamo, insomma, non tutti i minori sono uguali, non tutti i minori delinquono, anzi, per fortuna è una piccola parte che però purtroppo quella piccola parte poi fa parlare e fa discutere. Sì. Oggi sì. E questa piccola parte però non ha nemmeno rispetto per la divisa, non ha paura? Le ripeto prima, forse sono ripetitivo, dispiace. I professionisti della sicurezza fanno il massimo perché siamo aggiornati, addestrati, conosciamo bene i regolamenti di quello che dobbiamo fare, di quello che dobbiamo chiedere. Dall'altra parte vediamo che c'è un po' di difficoltà a comunicare, ma proprio perché non gli viene insegnato che se io lo faccio correttamente, tu fallo correttamente e noi faremo del nostro meglio perché le cose vadano fatte bene. Nessuno vuole puntare il dito contro le diverse tipologie di minorenni, da quello normale a quello un po' più esagitato. Controlliamo tutti, indifferentemente. Non è detto che sia il gruppetto perché è più movimentato, molesto o disturba di più Piazza Borsa e Piazza dei Signori, quelle che possono essere le vie un po' indicate in queste, mettiamo tra virgolette, zone rosse o comunque quadranti che siano, ma tutti. Noi facciamo un controllo, si chiama un controllo di polizia, normale, dobbiamo solo identificare le persone, vediamo se è tutto quanto a posto, se c'è qualcuno che ha qualche pendente lo informiamo, lo invitiamo a sanare il problema. Stiamo su uno stato bellissimo, non vogliamo capire perché dobbiamo star male quando siamo più che contenti di fare il nostro meglio. Lo chiediamo indietro, voi fate il vostro, fatto bene e non ci sarà mai nessun problema. Come sindacato di polizia cos'è che chiedete in questo momento? Che cos'è che chiede maggiormente la polizia? Oltre ovviamente a un rafforzamento, potenziamento ovviamente dell'organico, vista la situazione. Soprattutto quello perché, come ripeto prima, le leggi le fanno, il ministro Nordio, qualsiasi governo c'è stato negli anni, indifferentemente destra, sinistra, centro, le norme sono evolute, Minniti al tempo ha creato il primo DASPO legato al calcio, poi l'hanno copiato, l'hanno portato, adesso il decreto Caivano è diventato urbano, d'accordo? Quindi ci sono le regole. Noi chiediamo le nostre garanzie funzionali, quindi far capire perché dobbiamo fare così e perché il cittadino deve sapere perché glielo facciamo o glielo chiediamo. E ci serve personale da mettere in primis in strada perché il cittadino è la divisa che riconosce nella polizia, e bisogna metterlo non solo nella città di Treviso, sappiamo, e lo ripeto, la Marca è grandissima, la provincia di Treviso sono 878.000 abitanti e negli anni un poliziotto, per ogni abitante servivano 2 poliziotti per poter gestire la situazione nel bene o nel male, ecco, d'accordo? La volante è composta al tempo da 3, è diventata da 2 per essere più presenti. A oggi un poliziotto, per la carenza di personale che abbiamo, perché le risorse dello Stato sono quelle che sono, le assunzioni, le ripeto, le facciamo, ogni 6 mesi c'è un corso, ex militari che fanno 3 anni di servizio, poi entrano in polizia, fanno un corso di 6 mesi, 4 li faranno a destinazione per essere poi assunti, e quindi facciamo, però i numeri mancano. Oggi un poliziotto fa 3 cose contemporaneamente, dentro il suo ufficio, fa un servizio in più che è quello che riguarda tutta la comunità, tutta la struttura dell'ufficio di polizia, e quando non si riesce più deve farlo un'altra volta, perché i numeri sono pochi. Le dico, 30 persone andranno in pensione entro fine anno, ne abbiamo già persi 2 questo mese perché hanno raggiunto il limite di età. Il commissario di Cornegliano, che è nato per ampliare, parlo per la polizia, ma comunque le forze dell'ordine sono ovunque, come i carabinieri hanno le loro postazioni, riduce il personale e garantire sempre una volante sul territorio diventa impegnativo. E
Ci sono in arrivo all'orizzonte qualche, oppure ancora non c'è nessun tipo di... Abbiamo avuto dei rinforzi qua a dicembre con gli ultimi movimenti, che sono ogni sei mesi circa, e abbiamo avuto un incremento di personale, però non basta. Non basta. Ripeto, in 15 anni abbiamo perso 50 persone, abbiamo perso 5 volanti sul territorio, 15 anni saranno tanti, 15 anni fa forse si stava meglio, c'era meno insicurezza forse, adesso ce n'è di più, sono nate le problematiche degli adolescenti, i furti non sono calati, calano poco forse, però la gente deve venire a segnalarci, le attività noi le facciamo, le indagini hanno i loro tempi, noi risolviamo sicuramente il 99% dei casi, l'1% è quello che ci può sempre capitare di non trovare, perché il gioco è sempre stato negli anni guardia e ladri, anche i ladri si sono adeguati a quelle che sono le tecnologie di adesso o conoscono come lavoriamo, quindi noi facciamo il massimo. Noi abbiamo bisogno di personale, dalla polizia alla polizia locale, tutti quelli che danno una mano, vigili del fuoco, volontari, ovvio che chi tutela la legge è l'amministrazione pubblica, lo Stato. Lo Stato deve fare quel step in più per dire in tutta Italia io devo mandare a ogni provincia 100-200 persone in più, devo assumere 10-20.000 persone economicamente. Ma secondo lei mancano i giovani che vogliono fare questo tipo di lavoro? Oppure ci sono, i bandi vengono aperti, le domande sono tantissime, noi facciamo ogni bando, l'ultimo bando era di 1.700 persone, il capo della polizia ha insistito con il governo attuale per averne 1.000 in più, è riuscito ad avere 1.000 agenti in più nei corsi, ha ampliato i corsi perché domande ci sono, abbiamo domande per allievi agenti che diventeranno poi agenti in prova, ispettori, vice ispettori da concorsi esterni, ne è partito uno qua ai primi del mese di altri 200 ispettori, funzionari di polizia, c'è, la gente fa le domande, vengono scartati perché ci sono dei requisiti da dover assumere, prendere, ma però ci sono i numeri, però non bastano. Cioè, nonostante ci siano le domande... Ma non riusciamo a compensare. Se io ho 1.000 agenti in più, significa averne 10 per provincia. Una provincia. Milano non ne prende 10, Roma non ne prende 10. Roma ha milioni di abitanti, non può prendere 10 poliziotti, vuol dire fare un posto fisso alla stazione Termini per un turno solo forse, di 6 ore, e le altre 18? Ci vorrebbero altri 10 per fare un turno. Quindi ci vorrebbero ancora più persone? Più persone, perché, allora, per fare ad esempio a Treviso abbiamo le volanti sul territorio, al tempo in cui si poteva dire c'erano tante macchine sul territorio, vuol dire mettere 4-5 volanti sul territorio, solo il comune di Treviso, poi facciamo anche dei comuni limitrofi, ci sono degli accordi con le varie altre forze di polizia, facciamo anche i comuni di Treviso, 4-5 volanti era una risorsa. Ora, i pensionamenti, rimpiazzare personale nei vari uffici, tutto quanto, dobbiamo garantire un minimo indispensabile, tante volte si fa fatica a garantire anche quello, non riusciamo, dobbiamo trovare, la gente fa la domanda, che quando poi economicamente siamo un costo, è difficile dire prendiamo 10.000, 30.000 poliziotti in più in tutta Italia, parlo di poliziotti come carabinieri, perché anche loro andranno in pensione e tutto quanto, cioè fare l'assunzione per lo Stato ha un costo, le risorse, adesso non facciamo la politica di demagogia, ma se tutti pagassero quello che devono pagare perché lo Stato funzioni, e lo Stato funziona anche lui in primis correttamente senza dover, tra virgolette, sbagliare gli investimenti, vendiamolo così, ci sarebbe più possibilità di avere risorse sul territorio e in modo che il cittadino sappia che le leggi sono fatte in modo proprio per essere rispettate, quel cittadino oltre a fare la prevenzione su solo 20 adolescenti in piazza Borsa ne farebbe con una volante per gli stessi 20 perché tanto sanno che se arriva la volante devono fare un certo tipo di rapporto col poliziotto e le altre 3 volanti girano per la provincia e debellano i furti, che è la cosa più difficile perché all'imbrunire o comunque, come dice lei, io passo davanti all'abitazione e chi aspetta io non ripasserò 100 volte su quella via, devo coprire un ampio territorio, volte che sono passato su quella via ci ritornerò fra un'ora, 2 ore e il ladro fa, a me è il suo lavoro, che dispiace dirlo, non è un lavoro onesto né rispettabile, però guardia e ladri, dispiace dirlo. E c'è anche paura comunque da parte dei cittadini, questo è
da dire, perché insomma lo percepiamo, lo sentiamo nelle testimonianze di chi insomma subisce il furto, perché insomma abbiamo visto cittadini che se li sono proprio trovati dentro casa o mentre rientravano o addirittura erano dentro casa, quindi adesso c'è anche paura, gli antifurti che insomma si dice sempre bisogna metterli, però insomma è un deterrente. Però insomma probabilmente, come diceva lei, i ladri sono andati al passo con la tecnologia e quindi insomma riescono in qualche maniera anche in questo caso quindi insomma l'importante è avere, lo diceva lei prima, insomma avere le macchine, gli uomini in strada. Dobbiamo essere più presenti, onnipresenti, 4, 5, 6, 10 volanti, indifferentemente una volante controlla solo 10 persone senza dover controllarne 100.000, però la presenza del cittadino dà quella sicurezza che negli anni sta sparendo, perché se io non conosco completamente il mio territorio, la mia zona, e non vado anche sulle viette perché non ho tempo, sono solo una macchina e faccio solo la strada principale e nessuno mi vede, dal giovane bambino che va alle elementari, all'asilo, fino all'anziano che va a ritirare la pensione, non è sicuro di dire. Tanti invece quando vedono la polizia si lamentano oppure si preoccupano diversamente di non essere controllati. E invece il cittadino, anche quello disonesto o onesto, cioè quando vede la polizia sa che io devo avere non il timore, la contentezza di vedere che ci sono, che diamo il nostro, che anche un normale controllo di polizia, che è una chiacchierata solo per conoscere, abitate qua, siete del posto, oppure perché siete in vacanza, tra virgolette, qua aiuta a far capire che ci siamo. Ci siamo. Io ringrazio davvero Paolo Casagrande, insomma, noi speriamo che ci siano questi rinforzi, anche perché se poi ci saranno queste aree rosse o comunque aree sorvegliate, sicuramente polizia, carabinieri, guardie di finanza che stanno facendo insomma i controlli potenziati magari nei fine settimana, possono avere insomma i numeri per poter fare, perché poi ovviamente controllare una zona significa poi, come diceva lei, insomma non essere più in strada, perché ovviamente o sia da una parte o sia dall'altra. Non possiamo mettere un poliziotto su ogni via, è impossibile. Ricordo il tempo del Covid, quando avevamo chiuso, io ero in sala operativa con un mio collega, che il presidente Zaia aveva chiuso la provincia di Treviso e una signora ci chiamò da Cortina e disse: come faccio a tornare, ero in vacanza, come faccio a tornare a casa se avete chiuso la provincia di Treviso? E noi le abbiamo detto che avevamo 4 o 5 volanti sul territorio. Signora, tutte le strade della provincia di Treviso non possiamo chiuderle con 10 persone, vuol dire mettere su ogni via 2 poliziotti, era impossibile. Quindi poter gestire tutti quanti è impossibile, però avere un poliziotto su ogni via si fa il possibile. Anche Mario Conte scrisse tempo addietro: 300 agenti in più aiutano, sicuramente. 1000 sarebbe proprio un regalo impossibile, ma ne dico 1000 vanno nelle metropoli. A 300 è un numero che aiuta, sicuramente aiuta. Io ringrazio davvero Paolo Casagrande. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio, ancora cronaca e ancora ospiti in questa nostra prima edizione, quindi pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. Si indaga per attentato ai trasporti dopo il ritrovamento di un oggetto metallico appeso alla linea elettrica della stazione ferroviaria di Montagnana in provincia di Padova. Una catena di ferro, di quelle che si usano per chiudere le biciclette, è stata appesa da sconosciuti alla linea elettrica ferroviaria nella stazione di Montagnana, nella Bassa Padovana. A notare la catena, rivestita in gomma, sulla fune elettrica del secondo binario della stazione è stato, durante una regolare attività di ispezione, un manutentore tecnico di RFI che l'ha rimossa presentando un esposto alla Polizia Ferroviaria di Legnago. Sull'episodio indaga la Digos della Questura di Padova, coordinata dalla Procura di Rovigo. È sicuramente un fatto che ha una sua gravità e di qui la presenza delle forze dell'ordine. Come comune siamo immediatamente intervenuti per tutto quanto a nostra disposizione, con la nostra locale, mettendo a disposizione dell'autorità requirente tutte le immagini a nostra disposizione. La stazione di treni è munita di numerose videocamere, di un impianto di videosorveglianza abbastanza nutrito. L'oggetto metallico, secondo i dirigenti di Ferrovie dello Stato, avrebbe potuto causare danni al pantografo e alla linea elettrica, determinando l'interruzione della circolazione ferroviaria
e inevitabili disagi per i passeggeri e ora la Procura della Repubblica di Rovigo, competente per territorio, indaga per l'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, un reato che prevede la pena della reclusione fino a 5 anni. Spero sia una bravata e che rimanga tale. L'autore verrà, io credo, con grandissima probabilità individuato e punito per quanto ha commesso. Io veramente spero che proprio nessuno abbia la bella idea di ripetere quanto è stato. Dopo la denuncia di FS Italiane, Assoutenti è pronta a costituirsi parte offesa in un eventuale procedimento giudiziario. L'associazione chiede anche un cambiamento radicale nella gestione dei lavori e della circolazione che metta al primo posto l'utenza con adeguati indennizi quando non si riesca a rispettare gli orari. I sabotaggi, dice il presidente di Assoutenti Melluso, non possono essere una scusante. Ed ora andiamo nel Bellunese per tornare a parlare della morte di Fiorella Galeazzi in attesa della chiusura delle indagini. Non ci possono essere dichiarazioni ufficiali degli inquirenti, non si può escludere nessuna ipotesi, solo l'esito dell'autopsia che il sostituto procuratore Simone Marcon ha affidato al medico legale Antonello Cirnelli potrà dissipare i dubbi. Nel punto dove l'hanno trovata 3 rose per ricordare Fiorella. Quello che è successo dovrà essere chiarito, ma la morte di Fiorella Galeazzi, 72 anni, non si sa quando, tra giovedì notte e venerdì mattina, sembra sempre di più essere stata dovuta ad una improvvida uscita di casa, apparentemente senza che nessuno vi abbia avuto a che fare, fino al momento in cui il suo corpo è stato visto esanime sul selciato a poche decine di metri dalla sua abitazione, al 66A di Buscole Alta, tra Farra e Sperte. I fatti restano comunque al vaglio di carabinieri e magistratura. Non abbiamo ancora alcuna notizia e aspettiamo che le forze dell'ordine e i vari inquirenti facciano quello che devono fare, insomma, e aspettiamo di sapere l'esito. È ovvio che è un fatto che sconvolge tutti quanti e ci stringiamo attorno ai familiari e a tutti coloro che, insomma, devono affrontare questo difficile momento. Certo, ogni situazione è un po' particolare e questa è in modo così, direi, per quello che è possibile sapere in questo momento, un ulteriore motivo di rammarico, ecco, per le modalità. Fiorella aveva avuto delle difficoltà, non poteva più guidare e per tenerla d'occhio la figlia, che vive poco distante, aveva fatto mettere delle telecamere nella casa della mamma, ma questa volta nessuno si è accorto di quello che stava accadendo, lasciando tutti sgomenti. La signora la conoscevo da tanti anni e anche la famiglia è una famiglia qui della parrocchia con tutte le dinamiche di una vita parrocchiale normale. Io sono di Farra e quindi il fatto è successo lì, conosco i familiari e mi sono visto con loro ieri e siamo qua. Ed ora andiamo a Spresiano, nel Trevigiano. Ieri lo avete sentito, senza esito le ricerche che sono riprese questa mattina, le ricerche della 61enne veneziana e della sua auto nelle acque del lago Le Bandie a Spresiano. Operazioni complesse, conferma anche il sindaco Marco Della Pietra. Sul posto ieri anche i familiari. La visibilità massima, che arriva fino a 30 centimetri, e la conformità del fondale non stanno certo aiutando l'imponente macchina delle ricerche messa in piedi da vigili del fuoco e carabinieri per il secondo giorno impegnati nel trovare una donna veneziana 61enne che si sarebbe immersa giovedì in tarda serata con la sua Fiat 500 nelle fredde acque del lago Le Bandie a Lovadina di Spresiano, un'ex cava diventata specchio lacustre, un probabile gesto estremo ma contornato ancora di tante domande. Il condizionale dopo 48 ore resta infatti d'obbligo perché né della signora né dell'auto sono state ritrovate tracce. Le operazioni si sono rivelate più complicate del previsto e così, dopo i sommozzatori arrivati da Venezia e Vicenza, sono entrate in funzione delle telecamere di ultima generazione e non si esclude possa essere usato un robot come quello adoperato nell'agosto 2023 al Lago Morto di Vittorio Veneto, quando ci vollero giorni per recuperare il corpo di un ragazzo drammaticamente annegato
avvenuto mentre prendeva il sole su Materassino. Alle Bandie si procede palmo a palmo con tutta la meticolosità del caso. Speriamo che con queste nuove tecnologie messe in campo si possa risolvere, quantomeno parte di questo mistero. In riva al lago ad assistere all'operazione i familiari della donna residente a Santa Maria di Sala e che pare stesse vivendo un momento di fragilità. Proprio alla sorella giovedì sera la 61enne avrebbe comunicato l'intenzione di farla finita. L'allarme quando a ridosso della scarpata dell'invaso vengono trovati dei documenti e delle coperte, un paletto abbattuto e tracce di pneumatici sul fogliame. Il nome indicato sulle carte rinvenute rimandano la 61enne che risulta fin da subito irreperibile. Lo stesso sistema di videosorveglianza, si scopre poi, ha ripreso l'auto girare per ore nell'area, ma non il momento del possibile inabissamento. Anche per questo resta una piccolissima speranza. Confido insomma che non si trovi nessuno dentro l'auto e fino a quel momento lì non possiamo dire nulla. Intanto andiamo avanti con le ricerche appunto e speriamo di sapere qualcosa il prima possibile. Siamo alla politica, andiamo a Trieste, il dibattito politico locale e nazionale sul terzo mandato. Ne abbiamo parlato anche proprio noi con il presidente Zaia, l'attivazione da domani nelle 3 zone rosse a Trieste. Di tutto questo ne hanno parlato i nostri colleghi assieme proprio questa mattina con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. Vediamo il servizio. Ma a livello nazionale secondo lei si riuscirà a fare la quadra? Sarà compatto il centrodestra? Perché mi sembra che le opinioni siano un po' diverse. Le opinioni siano diverse mi sono evidente. Mi auguro che si possa trovare una sintesi, perché c'è stata una proposta di un partito di maggioranza che è la Lega, che gli altri che non si possono liquidare, non siamo d'accordo, arrivederci, grazie. Così il presidente della regione Massimiliano Federiga sul terzo mandato, tema girato dall'Assemblea regionale del Carroccio al leader Salvini per una soluzione romana con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quanto alle possibili connessioni fra terzo mandato in Friuli Venezia Giulia e candidati a sindaco di centrodestra alle comunali di Pordenone e Monfalcone, dove alla fine la quadra è arrivata con Alessandro Basso e Luca Fasan. Non ci sono, ho letto più volte ricostruzioni di collegamenti tra candidature a Monfalcone, a Pordenone, addirittura sulla sanità, terzo mandato. Sono temi sul tavolo della maggioranza che si stanno discutendo, credo, con la massima tranquillità e serietà. È evidente che sul terzo mandato ci sono posizioni differenti e su tante cose ci sono posizioni differenti, ma siamo sempre riusciti a trovare una sintesi. Poi l'attualità più stretta a partire dalle 3 zone rosse che scattano da domani a Trieste a seguito dei ripetuti e preoccupanti episodi di violenza nel capoluogo regionale. È giusto che ringrazio prefettura, questura e tutte le forze dell'ordine che instaurano queste zone rosse e migliorano il presidio della città. Non verrà soltanto qua, anche a Udine è importante, perché seppur nel confronto con i vertici nazionali si è sempre sottolineato e si continua a sottolineare che, malgrado gli episodi da lei ricordato, fortunatamente la nostra regione rimane ancora una regione distante da quei fenomeni di violenza quotidiana che vediamo in altre città italiane. È fondamentale però presidiare il territorio in modo attento, importante, affinché anche questi fenomeni, seppur di minore importanza rispetto ad altre realtà italiane, vengano fermati e la città possa vivere in modo tranquillo. Non è mancata una riflessione del governatore sul caso dell'annuncio di chiusura di U-Blox, l'azienda di Sgonico che lavora sulla ricerca e lo sviluppo in ambito di telefonia e sistemi wireless, dove rischiano di andare a casa 197 dipendenti altamente specializzati. Un caso da Golden Power? Noi su quello stiamo facendo tutti gli approfondimenti. Devo dire che l'assessorato al lavoro con l'assessore Rosolén si è subito messo i ferri in acqua per cercare ovviamente di capire anche quali sono gli strumenti che abbiamo in mano come istituzione regionale, ma anche come governo nazionale, per andare ad affrontare questo tema che sicuramente ci preoccupa in modo importante. Penso a questo, penso a Flextronics, insomma sono temi che sia il governo regionale che quello nazionale stanno seguendo attentamente, con ovviamente gli strumenti che possiamo mettere in campo, quello che posso assicurare che li metteremo tutti.
Continuiamo con la politica, però dal Veneto, parliamo di regionali, riunita la coalizione del centro-sinistra in via delle elezioni, avanti nella costruzione dell'alternativa alla destra indecorosa, dicono dal Partito Democratico. In primavera le primarie delle idee per coinvolgere i cittadini nella stesura del programma. Abbiamo lavorato ad un programma comune, ad una visione del Veneto. Il nostro obiettivo è essere alternativi al centrodestra, che peraltro nel corso di questi mesi, di queste settimane, sta dando uno spettacolo abbastanza indecente. Di telenovela parlano i Dem sui tira e molla di Zaia, arroganti, accusano le pretese dei partiti di destra sul Veneto. Si mostra invece compatto e deciso a correre unito il centro-sinistra, forte anche della spaccatura interna alla maggioranza. Si accelerano i tempi per mettere le basi dell'alleanza, preparandosi a presentare il nome di chi sfiderà il centrodestra alle prossime regionali, con l'incontro congiunto di Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Più Europa, Volt, Partito Socialista e Movimento Socialista Liberale. Di grande passo avanti parla il senatore e segretario Dem Veneto, Andrea Martella. Stiamo definendo la nostra alleanza, il nostro programma, e questa nostra non è una corsa ai nomi, come avviene dall'altra parte, che pare essere l'unica cosa importante. La nostra è una capacità di stare assieme, di proporci al Veneto come alternativa, con questo ampio schieramento di forze politiche e civiche che innanzitutto si ritrova intorno ad una visione, a un programma comune e che vuole sfidare il centrodestra per il governo della nostra regione. Primarie delle idee, così si chiama lo strumento di partecipazione popolare su cui il centro-sinistra sta lavorando. Una chiamata popolare nel weekend dal 21 al 23 marzo per scrivere il programma della coalizione con l'apporto dei cittadini. Un segnale forte di aggregazione per contrastare anche l'astensionismo, dichiarano i Dem, che rincarano la dose. Il contrario esatto, dicono, dello spettacolo poco decoroso cui ogni giorno dà vita al centrodestra. Siamo già entrati nel post-Zaia. E ci siamo entrati con uno scontro rilevantissimo dal centrodestra. E io penso che i cittadini se ne siano anche stancati. Ed ora parliamo invece di temi sociali, parliamo anche di carnevale, parliamo di Venezia. Lo facciamo con l'assessore Simone Venturini, che lo vedo già nello schermo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque cambiamo argomento, lasciamo la politica, parliamo però prima di tutto di questo freddo degli ultimi giorni. Abbiamo visto anche nella Marca l'attivazione un po' delle varie associazioni per aiutare le persone senza tetto che si trovano per strada in queste giornate davvero con freddi intensi. E com'è la situazione lì nel veneziano? È una situazione sotto controllo, nel senso che noi tutto l'anno abbiamo delle unità di strada, dei servizi sociali che lavorano appunto sulla strada per monitorare, contattare, seguire le persone che sono per scelta o per disgrazia su strada, e nei mesi invernali intensifichiamo questo tipo di servizio. Ci sono circa una quindicina di operatori che lavorano sempre, sia di giorno che di sera e di notte, a disposizione di queste persone. E la città di Venezia poi è complicata perché ovviamente c'è la parte di terraferma, c'è la parte di centro storico dove non si può andare col furgone, evidentemente ci sono le isole, è evidente che il maggior numero di persone è più in terraferma, ma anche il centro storico e anche il Lido ha delle presenze di persone senza dimora. Ci sono poi molte attività nei dormitori, perché noi ogni notte accogliamo, oltre alle persone che normalmente sono accolte nei dormitori, altre 45 persone in emergenza. A queste persone non basta per noi offrirgli solo una coperta e una cioccolata calda, ma lo scopo è soprattutto provare a riscattare queste persone. E negli ultimi anni ci siamo riusciti. Alcune di queste persone, è evidente che non si parla di centinaia, ma qualche decina, ha fatto con noi un percorso di inclusione che le ha viste passare dal dormitorio alla casa,
dalla casa anche il lavoro, un riscatto e un'indipendenza economica e un'autonomia anche dai servizi sociali. È chiaro che è un lavoro complicato, è chiaro che non riesce con tutti, perché molto spesso dopo tanti anni su strada si sommano anche temi di malattia mentale, di abuso di sostanze, di alcol, quindi è un lavoro lungo, ma vale la pena, perché anche solo un paio di vite salvate ogni anno danno il senso complessivo del lavoro fatto in questo settore. Ecco, io vorrei fare vedere un servizio di un clochard, di un senzatetto, che è una storia un po' particolare, che riguarda un po' la zona di Gorizia e Monfalcone, un po' riguarda la zona di Treviso, la zona di un ritrovamento di un uomo scomparso a Rimini ben 20 anni fa. L'intervento dell'associazione Penelope ha permesso di trovarlo a Conegliano, dove aveva scelto di vivere per la strada. Vediamo il servizio e poi magari lo commentiamo. Una storia incredibile che inizia 20 anni fa a Rimini, passa per Monfalcone e Gorizia e si conclude a Conegliano. È quella del romagnolo Stefano Zini, che scompare da casa nel 2004. La famiglia lo cerca per 20 anni. Nell'ultimo periodo viene coinvolta nelle ricerche l'associazione Penelope, che aiuta i parenti degli scomparsi e verifica la prima segnalazione nella città di Monfalcone. Come Penelope Friuli Venezia Giulia, già un paio d'anni fa siamo stati contattati da Penelope Emilia Romagna perché c'era stata una segnalazione della presenza di questo signore in Monfalcone. Dalle verifiche che abbiamo fatto però non era uscito nulla. Ancora una falsa pista, una nuova segnalazione a Gorizia, ma in questo caso si innesca una collaborazione virtuosa tra polizie locali che porta, dopo pochi giorni, al ritrovamento dell'uomo in Veneto, a Conegliano. A ottobre di quest'anno siamo stati contattati tramite la Polizia Comunale di Gorizia perché c'era stato un avvistamento proprio a Gorizia. Allora una delegazione di Penelope Emilia Romagna si è recata proprio da noi assieme alla mamma e si è trattenuta più giorni qui a Gorizia per effettuare delle ricerche a tappeto. All'esito però la persona che si pensava fosse lui era un altro clochard. Però il passaggio dalla polizia municipale ha sicuramente creato un circolo virtuoso. E lui è stato individuato poco tempo dopo proprio dalla polizia locale di Conegliano. Il finale è amaro. Stefano, che ha scelto di vivere come un clochard, non vuole tornare a casa. All'anziana madre, pur rincuorata di saperlo in vita, dice di voler restare per strada. Non sempre c'è il lieto fine dunque, ma il lavoro in rete porta molto spesso dei risultati. Bisogna anche dire che dalla collaborazione, dal fare rete insomma, con le realtà locali esce sempre qualcosa di positivo. Assessore, c'è anche chi decide in realtà per volontà di voler rimanere per strada, anche in situazioni poi oggettivamente difficili. Sì, noi molto spesso usiamo le nostre categorie, quelle di noi persone che cerchiamo un lavoro, una casa, vogliamo questo tipo di vita e proviamo ad applicarle sostanzialmente a tutti, che è anche una cosa normale insomma. Molto spesso le persone che noi incontriamo sulla strada sono persone che nella loro vita per 1000 motivi hanno fatto delle scelte, hanno fatto dei percorsi, hanno avuto degli episodi forse anche che li hanno spinti a questo tipo di scelta. È anche vero appunto che altrimenti se volessero anche loro un tipo di vita tra virgolette ordinaria, classica come la nostra insomma, avrebbero scelto anche di farsi aiutare bene dai servizi sociali e probabilmente, specie in una città come la nostra, Venezia, dove gli investimenti nel sociale sono più di ogni altra città del Veneto, avrebbero trovato già una risposta, un percorso lavorativo e poi anche abitativo. È evidente che se sono ancora in strada dopo 20, 15, 30 anni è una scelta di vita e difficilmente poi si torna indietro, salvo poi verso l'età molto avanzata in cui intervengono malattie, problemi anche di autonomia fisica che li costringono a essere poi ricoverati o accolti in delle strutture. Quindi ecco, il lieto fine per noi non c'è stato in questa storia, probabilmente però ecco, questa scelta è una scelta consapevole di una persona che ha voluto fare quel tipo di vita. Noi vediamo anche molte persone che nonostante il freddo di questi giorni, insomma Venezia negli ultime settimane è stata particolarmente fresca, le persone decidono di non farsi accogliere in dormitorio,
perché non vogliono condividere spazi, non vogliono sottoporsi a delle regole, preferiscono stare sulla strada, si sentono più sicuri. Quindi alle volte noi non comprendiamo questa scelta, ma lo scopo nostro è aiutarli e provare ad aiutarli sapendo che il loro ragionamento alle volte non è simile al nostro, ecco. E lasciamo insomma questo argomento perché parliamo anche di carnevale, insomma ormai tutto pronto, abbiamo visto anche delle sfilate nella Marca che già iniziano con i carri, insomma Venezia si prepara. Sì, si prepara, devo dire che quest'anno poi il tema è Casanova, quindi sarà un tema particolarmente anche un po' malizioso, che strizzerà l'occhio anche a un pubblico internazionale che a Casanova, insomma, nel suo immaginario del grande seduttore, del grande italiano che ha saputo insomma anche fuggire, ha avuto una vita spericolata, e sarà l'occasione anche per discutere in qualche modo molto su alcuni temi, ma anche divertirsi soprattutto, perché il carnevale è fatto per divertirsi, è un momento in cui la gente vuole divertirsi, vuole anche in qualche modo dimenticare i problemi per quel piccolo momento di festa o di iniziative popolari, e quindi Casanova offrirà questo tipo di possibilità. Sarà un carnevale come sempre distribuito in tutta la città di Venezia, compresa anche la terraferma. È evidente che già molte sono le feste organizzate nei palazzi e appunto nei luoghi veneziani. Intratterranno un pubblico internazionale, un pubblico europeo, americano, orientale, ma poi anche la città, i nostri cittadini, i nostri bambini, le nostre famiglie potranno partecipare a tantissime iniziative, dagli spettacoli luminosi e sempre meravigliosi dell'Arsenale, che saranno quasi tutte le sere del carnevale a disposizione, previa prenotazione anche della cittadinanza. Pensiamo poi alle grandissime sfilate dei carri che ormai negli ultimi anni si sono moltiplicate a Venezia, in comune di Venezia, e quindi saranno a Marghera, a Mestre, a Zelarino, a Chirignago, al Lido, ecco, a Pellestrina, saranno dappertutto, e quindi ci sarà la possibilità di godere ogni giorno di qualcosa da fare. È anche un momento importante sotto il piano economico, sotto il profilo economico, perché il carnevale evidentemente è un momento in cui la filiera turistica, in particolare quella di qualità dell'hotellerie, dei ristoranti, degli organizzatori di eventi, sono attivi, sono presenti e lavorano con una capacità e una professionalità che negli anni hanno acquisito. Ecco, Assessore, a Venezia che affluenza di persone, di turisti vi aspettate per questo carnevale? Dipende anche molto dalle temperature e dal tempo, quindi ogni previsione rischia poi di essere smentita o confermata in base anche al meteo, perché nei giorni di bel tempo evidentemente la gente vuole partecipare di più, soprattutto quella di corto raggio, quelli che vengono del Friuli, del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna in giornata. Il turista invece che ha prenotato l'aereo e l'hotel è qui a prescindere dal meteo, quindi molto dipende da quello. Le scelte fatte negli ultimi anni di evitare i grandi eventi che hanno semplicemente un richiamo di massa e generano un particolare stress alla città viene confermata anche quest'anno, quindi non ci saranno più gli eventi pre-Covid in cui Piazza San Marco era sostanzialmente presa d'assalto, perché è cambiata la sensibilità, sono cambiati i tempi, la città è fragile, e quindi tutto il ragionamento che stiamo facendo anche su un diverso equilibrio tra turismo, residenti e città stessa ha trovato appunto conferma anche nella scelta di non fare alcuni eventi e di farne altri. Quindi ecco, anche i tipi di afflusso saranno diversi, non ci saranno più i picchi del volo dell'Angelo, ma saranno più distribuiti nel corso della settimana e del carnevale, e soprattutto distribuiti anche geograficamente. Però insomma, come prenotazioni negli alberghi ci sono, ecco? Sì, i segnali sono buoni. Devo dire che è stato un anno, lo scorso, particolarmente bello per chi appunto lavora nel settore dell'hotellerie, perché si è riusciti ad avere appunto molte presenze, ma anche con dei margini, con degli utili, insomma, perché poi i prezzi delle camere erano particolarmente interessanti per chi gestisce queste strutture. Devo dire che anche quest'anno si prospetta favorevole, perché per noi, in cui il pubblico americano, i turisti americani sono molto importanti, perché rispetto ad altri tipi di turismo muovono una filiera economica
economica più profonda, stanno più giorni, spendono di più, fanno delle scelte più legate anche a scelte di qualità. Ecco, il turismo americano, complice il dollaro forte, complice il fatto che insomma le borse americane vanno bene da anni, tutti questi insomma fattori fanno sì che il pubblico americano, i turisti americani siano predisposti a venire in Italia. Col dollaro forte trovano anche insomma competitivo la scelta dell'Europa come località per fare le loro vacanze, e questo per noi è evidentemente importante. Anche per questo abbiamo lavorato negli ultimi anni per attivare molti più voli diretti con l'America, e quindi quest'anno saranno molte località collegate direttamente con Venezia, con l'aeroporto di Venezia, quindi New York, Atlanta, Philadelphia, Chicago. Quindi insomma molti voli diretti che portano quel tipo di turismo che interessa la città, un turismo pernottante, un turismo rispettoso e un turismo che muove un'economia profonda. Assessore, insomma a Venezia nell'ultimo periodo si è parlato anche molto della situazione abitativa delle case. Com'è la situazione? Sì, c'è tutto un tema legato alla casa, al fatto che oggi acquistare una casa solo rispetto a 10 anni fa in Italia, non solo a Venezia, è un problema. È cambiato probabilmente proprio il tipo di rapporto tra il potere di spesa e il costo della vita. Lo vediamo insomma nei discorsi che si fanno ogni giorno anche in Antenna 3, grazie anche alle vostre testimonianze che raccogliete. Cioè rispetto a una volta, 10, 15, 20 anni fa, ecco, servono molti più stipendi per acquistare una casa, anche solo per acquistare una macchina. Una volta bastavano 6 mesi di stipendio netto per comprare una macchina, pensiamo insomma all'epoca dei miei genitori o insomma dei nostri zii. Oggi acquistare una macchina invece, anche una macchina di segmento utilitario, costa tantissimo rispetto allo stipendio medio italiano. Quindi c'è proprio un tema di costo della vita che si vede anche nella casa, che si vede soprattutto nelle grandi città o nelle città dove ovviamente la competizione tra le case esistenti sul mercato è maggiore. Pensiamo solo insomma a Milano, a Roma, a Firenze, a Venezia. Queste città vedono appunto i residenti, vedono anche molti studenti che cercano gli appartamenti, c'è la componente turistica e c'è la componente appunto delle persone che si trasferiscono in città perché in città ci sono i posti di lavoro più che altrove. Quindi il lavoro che stiamo facendo noi come comune è da un lato iniziare prima tra le città in Italia a prendere in mano il tema della regolamentazione degli affitti brevi, delle locazioni turistiche, per provare a trovare appunto un diverso equilibrio rispetto a quello che si è visto finora, in cui c'era sostanzialmente una deregulation totale e è esploso questo fenomeno nei centri storici, senza voler però criminalizzare nessuno e senza pensare ad espropri di impianto sovietico che non appartengono alla nostra cultura. Dall'altra parte siamo al lavoro per restaurare e recuperare il più possibile il patrimonio abitativo comunale attraverso un piano casa che vede nel triennio investire 24 milioni di euro per recuperare quante più case possibili da assegnare a famiglie veneziane, sia in regime di ERP, edilizia residenziale pubblica, sia in regime di social housing, che è una scelta che abbiamo messo in campo negli ultimi anni e ha consentito di dare una risposta abitativa non solo ai casi sociali più bisognosi che dichiarano 0 euro, ma provando a trattenere nel centro della città, nel cuore storico della città, anche quella componente di persone ceto medio, giovane, che pur avendo uno stipendio, quello stipendio comunque non è sufficiente a pagare un affitto a libero mercato in centro storico. Quindi abbiamo voluto dare una risposta anche a queste persone, perché poi costituiscono la vera ossatura di una città. Venezia non può essere una città per ultra bisognosi o ultra ricchi, deve avere una risposta anche al ceto medio, e abbiamo fatto in questi anni 400 assegnazioni di case con questo tipo di impianto e ne faremo almeno altre 250 nel prossimo anno e mezzo. Sul tema dell'ERP c'è un problema, perché purtroppo un giudice padovano ha accolto il ricorso di alcune associazioni che difendono i diritti delle persone straniere e migranti e ha contestato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale che prevedeva dei punteggi aggiuntivi per chi abitava in Veneto da più anni e il requisito della residenza obbligatoria di almeno 5 anni in Veneto, e i punteggi che il Comune di Venezia aveva messo nel bando per dare punti in più ai veneziani rispetto a chiunque altro fuori volesse partecipare al bando del Comune di Venezia. C'è stata contestata questa scelta, noi adesso faremo ricorso perché credo che sia folle, per quanto mi riguarda, pensare che il
cittadino veneziano che aspetta magari da 20 anni di vedersi assegnata una casa venga scavalcato una persona che fa domanda da Trieste, da Vercelli, da Napoli, oppure da una persona che è appena sbarcata a Lampedusa e fa domanda per la casa popolare. Secondo questa sentenza noi dovremmo dare lo stesso tipo di peso in graduatoria a queste diverse casistiche. Io credo invece che il veneziano che ha pagato le tasse in questo comune, che ha contribuito con le sue tasse a restaurare le case in comune e che in qualche modo è da anni che aspetta questo tipo di risposta sociale, debba avere dei punti in più, non tanto per discriminare della pelle, ma per dare una risposta abitativa al cittadino veneziano che appunto ha contribuito a questo tipo di cosa. Credo che valga per ogni comune, perché a Padova si deve fare lo stesso ragionamento, a Verona lo stesso ragionamento, cioè il cittadino che abita in città ha più diritto di avere la casa popolare di quella città rispetto a chiunque altro venga da fuori. Poi si valuteranno anche i punteggi in base alla gravità della situazione sociale, però per me il criterio deve essere anche questo. Purtroppo c'è una visione ideologica da parte di alcuni partiti che stanno festeggiando davanti a questa sentenza e io credo che sia invece un segnale pericoloso, anche perché i comuni che hanno più case da mettere a bando paradossalmente sarebbero poi penalizzati, perché tutte le persone bisognose della regione, del territorio, della provincia farebbero domanda delle case in quel comune, sorpassando anche i cittadini veneziani, e quindi avremmo un comune che, avendo più case, avendo fatto più investimenti, invece che essere premiato nel dare risposte ai suoi cittadini, rischia di essere sostanzialmente un comune che attrae disagio da tutto il territorio circostante e se ne fa carico lui. In questo modo i comuni capoluogo che hanno più case, e Venezia tra tutti è il comune che ne ha di più in tutto il Veneto, rischia di fare da calamita di ogni situazione di bisogno del Veneto, e credo che non sia assolutamente corretto. Assessore, prima di lasciarla, che dopo c'è la pubblicità, le farei vedere un servizio che riguarda Venezia, che è un caso che sta facendo davvero discutere, che ha coinvolto tantissimi cittadini che si sono mobilitati, ed è la storia del piccolo burro, il barboncino che è sparito da Venezia 2 giorni fa. C'è un frame del video ripreso dalle telecamere in cui si vedono 2 uomini cedere il barboncino. Vediamo le immagini, poi magari le chiedo solo se lei ha novità, che è un fatto singolare questo. Ecco il momento dello scambio nel park dell'Interspar in via Rampa Cavalcavia a Mestre, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un B&B, in cui il piccolo burro, un barboncino toy color caramello con un cappottino blu, rosso e bianco, viene ceduto in cambio di qualcosa, con tutta probabilità denaro. Il video ora è in possesso dei carabinieri, che stanno indagando per trovare chi ha sottratto il barboncino alla sua famiglia da Campo San Polo a Venezia giovedì verso le 18:45, quando è uscito per la passeggiata. Inizialmente avevano pensato a una fuga momentanea con il guinzaglio che si è sfilato, quindi la denuncia ai carabinieri per smarrimento, poi la richiesta di aiuto su gruppi Facebook con tanto di annuncio. Il mondo del web si è mobilitato, e così anche il servizio di salvataggio animali e AGS, il cui esperto in breve però ha capito che burro non si era smarrito. Ci siamo resi conto subito che non si trattava di un normale smarrimento, ma di un furto, e in brevissime ore siamo riusciti a creare tutta la dinamica che dal Venezia Centro Storico ci ha portato poi in un secondo momento a Mestre, dove sarebbe avvenuto lo scambio. Scatta la denuncia per furto e si scopre che burro era stato visto con 2 presunte borseggiatrici a Venezia, trascinato verso il tronchetto e prelevato da 2 uomini. e si evince il fatto che la macchina mette il cane al suo interno e poi se ne va. Se ne va non molto distante da Mestre, e anzi siamo molto vicino a Mirano, un posto cupo, buio, con comunque altri animali all'interno e una struttura, ecco, che non si addice a una situazione così. C'è la targa, spiega la proprietaria, che non vuole dire altro, ma Simioni aggiunge: si poteva fare sicuramente un qualcosa di più, non da parte nostra ovviamente, ma da parte, ecco, delle forze dell'ordine, perché io sinceramente sarei entrato, ecco, nell'abitazione, cosa che ovviamente non mi è permessa, non essendo un pubblico ufficiale. Più passa il tempo, più le speranze di ritrovare burro si affievoliscono, perché spesso dietro a questi furti si nascondono vere e proprie organizzazioni criminali. Questi cani e gatti che vengono rubati vengono usati poi in un secondo momento come stalloni per poi rivendere i cuccioli ed avere accesso ad ingenti
ingenti somme di denaro. Mi auguro poi che queste persone si mettano una mano nella coscienza e soprattutto anche con una risonanza mediatica così grande e che perlomeno rilascino il cane, ecco, in qualche luogo nelle nostre vicinanze. Assessore, non so se lei ha avuto qualche notizia, perché insomma è una vicenda che sembra, ma insomma il cane comunque fa parte di una famiglia, era di una persona e se l'è visto sottrarre. Sì, io non ho informazioni aggiornate, anche perché le indagini sono in capo appunto alle forze dell'ordine. Quello che è evidente è che la fantasia ormai delle menti criminali arriva addirittura a questo, cioè non c'è più il classico reato di borseggio, ma addirittura le stesse persone probabilmente poi organizzano anche altre cose, altri tipi di meccanismi. C'è un tema che è evidente in Italia, che o ci diamo una svegliata collettiva e mettiamo in campo nuove norme e nuove procedure, che non vuol dire necessariamente triplicare o quadruplicare le pene, ma vuol dire rendere certe le pene esistenti e fare in modo che chi si comporta male in tempi rapidissimi venga tolto dalla collettività e dalla strada. Oggi purtroppo in Italia non è così. Oggi chi borseggia, chi delinque, chi ruba, chi anche passa per strada e dà un pugno a una persona, ecco, quella persona non farà neanche un giorno di galera con l'attuale sistema che c'è in Italia. E questo vuol dire che c'è un sentimento di impunità da parte di chi purtroppo vive di espedienti o vive in un ambito di dimensione criminale, che sa che in Italia sostanzialmente sì, tutto è abbastanza concesso, anche borseggiare una persona, anche dare un pugno alla pista di un autobus, anche insultare un controllore della CTV, rispondere male a un poliziotto e addirittura eventualmente mettere le mani addosso a una signora per strapparle una collana. Sono tutti episodi che difficilmente, quasi impossibile, in maniera impossibile, poi sfociano in qualche giorno di reclusione o una condanna severa, se non appunto dopo qualche anno e magari quella persona è irreperibile in qualche altro paese perché non era nemmeno titolata a restare qui. Serve veramente un ripensamento collettivo, da un lato per far sì che chi non deve stare in Italia non ci stia, e noi abbiamo le nostre città che sono piene di gente che è clandestina, tutti lo sanno, gironzola e non viene rimpatriata per mille motivi, perché mancano i posti, perché i paesi di origine non accettano i rimpatri, perché appartengono a paesi che non hanno firmato accordi con l'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. E molto spesso le stesse persone sono anche le stesse che sono dedite a episodi come appunto borseggio, spaccio e quant'altro. Ecco, il cittadino è abbastanza stufo di questo e insieme al cittadino anche le amministrazioni comunali, che con i poteri dei comuni non possono fare nulla di più di quello che stanno facendo, cioè mettere dispiegamento di forze in strada con criterio anche di deterrenza, migliorare la qualità urbana degli spazi, potenziare l'illuminazione, raccontare ai ragazzi che drogarsi è sbagliatissimo e non si deve mai fare. Però è chiaro che se io non tolgo le mele marce da un territorio, queste mele marce piano piano guastano anche le mele intorno. È insomma un insegnamento che ci insegnavano i nostri nonni, che forse andrebbe ripreso. Quindi dobbiamo vedere nuove procedure e appunto nuove norme, non tanto per invocare pene esemplari, chissà cosa, ma per far sì che almeno quella persona sia tolta dalla strada, perché sta facendo male alla collettività, alle persone comuni che vanno al lavoro ogni mattina e pagano le tasse e vorrebbero avere la possibilità di rincasare senza il timore di essere rapinate o molestate da gente che non dovrebbe nemmeno essere in Italia. Assessore, la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, buona domenica. A voi, a tutti voi. Grazie. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Avvicinata davanti a scuola prima del suono della campanella e aggredita con insulti a sfondo razzista da una ragazza di 14 anni italiana di seconda generazione di origine marocchina. Non contenta, all'uscita ha raggiunto nuovamente la coetanea, questa volta accompagnata da un'amica sedicenne, anche lei di origine marocchina. Ancora insulti razzisti e poi le botte, pugni, minacce di morte, spintoni fino a farla cadere a terra, dove la violenza è continuata davanti ai compagni che riprendevano la scena con il telefono. I fatti risalenti a martedì scorso
di fronte a una scuola superiore di Valdobbiadene. La vittima, una ragazza di 14 anni di origini senegalesi che, tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori. È stato il padre, infatti, a denunciare le violenze ai carabinieri. Dalle indagini è emerso che le due ragazze avevano già agito con le stesse modalità ai danni di altre coetanee, ma non solo. La sedicenne è stata anche protagonista di un'aggressione con minacce e insulti razzisti anche in questo caso, ai danni però di 2 cittadini cinesi. Fatti che si sono consumati sempre nei dintorni della scuola vicino al supermercato Conad. Scattato così il doppio ammonimento della questore Alessandra Simone. Salgono così a 6 i provvedimenti disposti dalla questura negli ultimi 2 mesi che confermano la linea dura nei confronti dei giovani violenti. Di strumento educativo aveva infatti parlato quando per la prima volta è stato emesso a Treviso dopo il suo insediamento. Questo ci dà la possibilità, anche attraverso una procedura anche di rieducazione del soggetto e attraverso uno strumento di prevenzione, di bloccare queste condotte. L'invito della questora alle famiglie delle vittime, anche alla luce dei fatti recenti, è quello di rivolgersi sempre alle forze dell'ordine. Sarà convocato per la prossima settimana invece un tavolo con dirigenti scolastici, carabinieri e polizia locale, chiesto a gran voce dal sindaco di Valdobbiadene Fregonese. L'obiettivo di questo tavolo è rafforzare le relazioni tra di noi, tra istituzioni e anche istituzioni scolastiche, affinché questi episodi possano essere soffocati all'origine, anzi, se ci sono delle segnalazioni di comportamenti scorretti anche all'interno delle aule delle scuole, è opportuno che vengano segnalate alle forze dell'ordine da subito, affinché si possa intervenire. Insomma, l'abbiamo parlato anche all'inizio di questa nostra prima edizione, aggressioni, rapine, insomma, abbiamo parlato del quindicenne che era stato arrestato per una rapina ai danni di un coetaneo, di un 17enne, lui quindicenne, uscito dall'udienza di convalida aveva pensato bene di aggredire due controllori della MOM. Una situazione difficile. Adesso questo caso di bullismo in zona Vittorio Veneto, una situazione che preoccupa non poco. Ne parliamo con lo psicoterapeuta, psicologo Mirko Casteller. Buongiorno, grazie per essere qui. Grazie dell'invito. Insomma, per non parlare sempre dei minori reati, insomma, è una situazione che qualcuno dice sta un po' sfuggendo di mano. Sono pochi, sono tanti, non si sa. Sicuramente la minor parte dei giovani, perché insomma i giovani fortunatamente non sono così, i minori non sono sempre così, però l'abbiamo detto prima nella nostra all'inizio di questa prima edizione, e quelli pochi che sono però fanno parlare e molto di sé. Che cosa si può fare di più? Qualcuno dice non hanno paura delle forze dell'ordine, non hanno paura della giustizia, l'abbiamo visto nel quindicenne che uscendo dalla convalida ha fatto ancora peggio, aggredendo 2 persone adulte, e non si sa più come gestirla questa situazione a questo punto. Perché non è solo un tema di ordine pubblico, oggi è un tema di ordine sociale, la dimensione è un po' diversa. Noi vediamo che aggrediscono le figure maschili, aggrediscono anche le figure femminili. Avevamo attribuito l'aggressività prevalentemente alle figure maschili, invece ci rendiamo conto che ci sono oggi ragazze che usano metodi molto simili a quelli dei ragazzi. Si sta sviluppando un problema, come dicevo, di ordine pubblico, e direi che oggi davanti invece l'ordine sociale dobbiamo adottare dei metodi che sono molto più incisivi dell'elemento repressivo. Perché? Perché dobbiamo fare educazione, i tempi dell'educazione però sono tempi lunghi, cioè i risultati dell'educazione avvengono dopo 4, 5, 6 anni. Non siamo partiti per tempo, abbiamo probabilmente tutti noi, tutta la società ha sottovalutato questo fenomeno. Oggi gli attribuiamo la maggiore responsabilità ai periodi covidiani, diciamo al periodo del Covid, ma io ho la sensazione che sia solamente un attenuante. Nel senso che oggi noi siamo davanti a un fenomeno che potevamo aspettarci, cioè italiani di seconda, terza, quarta generazione, che per imporsi all'interno della società usano quei metodi che usavamo noi stessi italiani negli anni 30, 40, 50, nel conflitto tra la prima e la seconda guerra mondiale o appena dopo la guerra, quando siamo andati all'estero. Quindi oggi c'è un tema forte di educazione. Chi può educare? Allora, le forze dell'ordine stanno facendo un lavoro immenso sopra le loro possibilità, a mio avviso anche in termini di numero e livello territoriale, però
intervengono a valle. Il tema è intervenire a monte, cioè quando con un sistema sociale che sia in grado di educare queste figure. Però la responsabilità di chi è in tutto questo? La responsabilità è di coloro che in un certo periodo storico hanno adottato in termini lavorativi i propri padri, i padri di queste persone, e ritenevano che questi padri all'interno delle imprese, nel momento in cui erano occupati e davano un profitto al grande nord-est, fossero elementi sufficienti. Questo è il risvolto successivo. Ci siamo affidati a una sorta di educazione parallela, un perbenismo, una morale, ma ci sono multietnie, multiculture, multireligioni, e quindi è necessario riscrivere quella che è una dinamica sociale. Gli Stati Uniti ci insegnano in questo, perché lì c'è la presenza multietnica, multiculturale. Ma cosa bisogna fare? Cioè, oggettivamente in questo momento che cosa bisogna fare? Perché a livello repressivo non ci sono, o ci sono gli strumenti, ma forse c'è qualche problematica, si prendono, escono, delinquono nuovamente. Che cosa si può fare di più? Cioè, ci sarà una famiglia dietro, voglio dire, a tutto questo? Non contiamo su quelle famiglie, non dobbiamo contare assolutamente sulle loro famiglie. Il motivo è semplice, abbiamo difficoltà noi italiani di prima generazione a educare i nostri figli. E come si fanno a rimettere? Un ruolo strategico, a mio avviso, deve essere esercitato dalle scuole, dall'educazione scolastica. L'educazione scolastica, in fin dei conti, dove vanno questi ragazzi? O vanno al lavoro o vanno a scuola. I punti di contatto di questi ragazzi nella realtà sono o in ambito lavorativo, quando lavorano, o in ambito scolastico. Nell'ambito lavorativo diciamo che il controllo è assoluto. Nell'ambito scolastico l'azione educativa deve avvenire in parrocchie, istituzioni e in ambito scolastico. Non c'è altra via, altrimenti il fenomeno crescerà in modo esponenziale. Gli Stati Uniti negli anni 90, negli anni 2000 erano così, non erano molto diversi da noi. Poi c'è stato un sistema educativo che ha creato un'appartenenza. Cosa dobbiamo fare? Far capire a questi soggetti che sono italiani. Sono italiani. Cioè non dobbiamo dire che sono di seconda, terza, quarta, quinta, sesta generazione. Sono italiani e vanno integrati con una logica nazionale. Non possono essere isolati. Perché? Perché stanno manifestando semplicemente il loro disagio. Poi c'è un problema grande, a mio avviso, che è il modello alternativo. Oggi nei social viene presentata una stile di vita che per chi non è integrato fortemente nella dinamica sociale è una vita alternativa interessante. Cioè che senso ha alzarsi ogni mattina alle 6:30, 7 e andare a lavorare per guadagnare 1.500-1.700 euro al mese o 2.000 euro al mese, quando il modello nei social è totalmente diverso, si può vivere alla grande, si può avere grandi profitti, si può deviare, si può delinquere senza nessun problema in azioni che coinvolgono elementi che magari si immaginano una vita in un certo modo. Chi sono i più deboli in questi? Sono semplicemente coloro che devono sfidare di più la società, che sono i figli degli italiani di seconda, terza, quarta generazione, che mai immagineranno un sacrificio come sono stati fatti in anni precedenti da chi lavora ogni giorno e da chi si alza ogni giorno per poter lavorare. Immaginano una vita completamente diversa. Bisogna creare valori sociali diversi. Fortunatamente però devo dire che non è un fenomeno, al di là dei casi singoli che noi vediamo che vengono presentati, non è un fenomeno, almeno nel nord-est, così diffuso. Mi spiego, gli eventi aggressivi che noi vediamo sono comunque una piccola parte rispetto ai giovani che io vedo anche in terapia e che conosco in terapia e che si vedono poi anche socialmente. Per fortuna esiste un zoccolo molto duro, una percentuale molto alta di bravi ragazzi, di brave persone. Questo è l'elemento su cui noi possiamo fortunatamente confidare. Ecco, e su questo siamo d'accordissimo, l'abbiamo detto subito. Fortunatamente non sono tutti così, però quella piccola parte fa discutere. Perché? Perché quella piccola parte, ad esempio all'interno di una comunità o a Treviso, mette soggezione non solo ai coetanei, ma anche agli adulti, perché anche gli adulti hanno paura poi di questi ragazzini, che non hanno rispetto nemmeno per le divise, voglio dire. Sì, questo è il fenomeno collaterale importante. Le strade sono strade complesse. Perché? Perché, ripeto, la strada dell'educazione è una strada lunga, non è immediata. Non è immediata. L'alternativa qual è? Il confronto, lo scontro, la repressione. In quei modelli, in quei ragazzi, alimenta il branco, alimenta l'appartenenza alla banda, alimenta l'appartenenza a un gruppo, quindi si rinforzano.
Cioè quando uno esce dal tribunale, pur essendo giudicato, entra nel bus e minaccia o aggredisce, è ovvio che nemmeno il giudizio prevalente di una magistratura è un deterrente. Per quale assurdo motivo dovrebbe essere quello dei genitori, quello delle forze dell'ordine? Ma in questo caso cosa si fa allora per arginare questo fenomeno e questi ragazzini che sono comunque violenti? Sì, allora sono violenti, le cause le conosciamo, mi sembra che le azioni delle forze dell'ordine stiano tentando di contenere queste azioni, non tanto per contenere la loro azione, ma per difendere chi non è coinvolto da quelle azioni. Perché sentivo dire prima da un assessore, in fin dei conti ci sono persone che pagano le tasse, si alzano la mattina, fanno i loro sacrifici, hanno il diritto magari di sentirsi in uno stato sicuro. Che cosa succederà in futuro? Il conflitto aumenterà, non diminuirà. Ci saranno più elevati i conflitti tra le forze dell'ordine e questi gruppi, questi branchi che si muovono nella società. Probabilmente anche Treviso si scoprirà una realtà come le grandi città d'Italia, dove le persone si chiudono alle 10:30, 11 di sera probabilmente prima, per evitare di essere aggredite. Abbiamo chiuso in Italia 4.800, ripeto, io ogni volta lo ripeto, 4.800 caserme dei carabinieri, con un precedente governo, forse è il caso di aprirne almeno 10.000 e di assumere almeno il doppio delle forze dell'ordine a livello territoriale, se vogliamo perseguire la strada del controllo, non solo dell'ordine del pubblico, ma anche del controllo sociale. Oggi noi abbiamo bisogno di presidio del territorio, abbiamo avuto una riduzione della presenza delle forze dell'ordine nel territorio a fronte di scelte strategiche, probabilmente di carattere politico, del passato. Oggi il fenomeno è completamente diverso, non dico che allora fosse giusto o fosse sbagliato, però oggi abbiamo la necessità di essere difesi. Poi ci sono sempre queste situazioni estreme che non possono essere controllabili. L'esempio, cioè la persecuzione o meglio la repressione di questi ragazzi, evidenziare le conseguenze di azioni deviate importanti, può essere da deterrente, purché non prevalga il gruppo, purché non prevalga l'appartenenza in qualche modo alla banda, alla baby gang definita in questo modo, perché altrimenti l'effetto è contrario. Cioè tu più li perseguiti, più li aggredisci, più loro diventano leader all'interno del gruppo e più scatenano conflitti importanti. Però insomma abbiamo visto che purtroppo, soprattutto a Treviso, ma non solo, perché abbiamo visto anche Vittorio Veneto proprio nel servizio che vi abbiamo mandato in onda pochi minuti fa, c'è stata un'escalation. Via Castelmenardo è arrivato proprio all'apice di quello che doveva accadere, con un omicidio di un ragazzo giovanissimo, ma abbiamo visto aggressioni continue e insomma ragazzini di 17 anni che vengono rapinati da quindicenni. Insomma è una situazione davvero preoccupante adesso. Sì. E se non va bene la repressione ma solo la scuola, però magari questo quindicenne la scuola manco la fa. Però vede, allora perché Treviso? Perché non vediamo un fenomeno simile a Verona? No, ma ci sarà probabilmente anche nelle altre città, sicuramente. Ora noi siamo concentrati su Treviso. Sì. Io penso ci sia un'origine di tessuto sociale, economico, territoriale. Treviso ha una delle percentuali più alte di micro e piccole imprese nel territorio, dove in un certo periodo storico è cresciuta in modo esponenziale l'assunzione delle maestranze provenienti da paesi esteri perché non si trovava assolutamente personale. Quindi la percentuale di incisione a livello territoriale di seconda e terza generazione è sicuramente maggiore rispetto a realtà dove c'erano imprese più strutturate, quindi Verona, Padova per dire, meno Vicenza perché anche loro hanno un fenomeno molto simile, molto meno nella zona del Bellunese, non è una questione demografica, è proprio una questione di incidenza economico-sociale nel territorio. Ora, le conseguenze di questo fenomeno sono a carica della società? Sì, oggi noi ce le abbiamo nella società. Certo. L'origine è partita 20 anni fa, 25, perché questi qui hanno 15, 16, 17. I loro genitori sono arrivati da noi 20-25 anni fa, quando le persone non si trovavano mai strane, in un periodo pre-crisi 2008, molto prima del 2008, dove c'era un'espansione di carattere economico. La domanda che noi oggi ci dobbiamo porre, e so essere questa una forte provocazione, coloro che in quel periodo storico hanno utilizzato queste maestranze per avere un profitto di carattere economico e per tenere la società a un certo livello,
Oggi si devono assumere le responsabilità delle conseguenze di questi fenomeni o è solo una conseguenza che è un problema di carattere sociale? Cioè chi ha usato quelle maestranze in quel periodo storico per creare profitti e per guadagnare giustamente rispetto alla società, e oggi noi dopo 20-25 anni ci troviamo nel territorio la presenza della seconda e terza generazione, è un problema che va visto in modo integrato o è solo un problema delle famiglie, delle parrocchie, dell'educazione scolastica? Io penso ci sia una forte corresponsabilità da parte di una certa fascia sociale nei fenomeni che noi vediamo oggi nella società. Prima di chiudere, che vedo che insomma siamo in chiusura, brevemente, quali sono gli strumenti oggi che ha a disposizione un comune piuttosto che una prefettura per cercare di arginare questi fenomeni? La scuola in primis, ma non può bastare solo quella. No, assolutamente, la scuola è uno dei punti fondamentali perché è il primo punto di contatto. Io penso sia necessario non solo l'attività di controllo delle forze dell'ordine nel territorio, ma nel momento in cui si attua la repressione, cioè il controllo fino alla condanna, ci siano dei luoghi di contenimento di questi soggetti che non siano quelli classici che noi vediamo nelle carceri. Quindi dobbiamo trovare dei luoghi di carcerazione educativa, se posso usare questo paradosso, non più una reclusione che sia finalizzata solo ed esclusivamente alla pena, ma che si avvicini a modelli come ci sono, ripeto, negli Stati Uniti, dove le fasce delle minorili, anche se lì la fascia d'età è molto più bassa rispetto alla nostra, cioè il carcere duro si inizia dopo i 16 anni, quindi non dopo i 18 e i 20 anni, ma ci siano dei luoghi educativi per questi soggetti, con la speranza che poi ci sia un'assunzione di responsabilità anche da parte delle loro famiglie, le quali sono integrate rispetto al territorio. Dobbiamo puntare molto sul fatto che ci sia un'integrazione. Questo ci insegna una cosa, che nel momento in cui noi utilizziamo corpi, tra virgolette, provenienti da altre realtà e altre etnie, con degli obiettivi che in un certo periodo storico erano economico-finanziari, creano poi conseguenze fortemente impattanti nell'arco di 10-15 anni nella società contemporanea. Perciò, ripeto, anche oggi che noi vediamo accordi internazionali per far venire in Italia maestranze provenienti da paesi esteri, devono prevedere quegli accordi dei costi che avverranno dopo 10-15 anni a carico di chi sottoscrive quegli accordi e non poi dopo 15 anni della società collettiva a carico di quegli accordi per poter determinare poi una vera integrazione di quei soggetti, altrimenti la situazione è quella che noi viviamo oggi. Mirko Casteller, la ringrazio davvero perché siamo arrivati al termine, grazie, speriamo davvero che si possa trovare presto una soluzione o comunque arginare o comunque, insomma, come diceva lei, insomma, cercare di trovare degli istituti per poter rieducare determinate persone, quindi la ringrazio davvero per essere stata con noi. Io ringrazio Francesca Pezzo e Alessandro Granzera che ci hanno seguito in questa nostra prima edizione, l'appuntamento ovviamente è per domani, grazie, arrivederci.